guardate, l'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa, la nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il Ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato e che è stata apripista per la partita dell'autonomia, sono 30 anni che tentiamo questa operazione. È pur vero che dovremmo confrontarci, oggi ho consegnato al Ministro l'intesa, la nostra bozza di intesa, la proposta di intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Nella bozza di intesa ci sono 68 articoli e ricordo che il primo articolo è la novità che ho voluto fare inserire, parla chiaramente di quello che risulta essere, anche se volete, quasi inutile, perché è previsto dalla legge ma l'ho fatto inserire come primo articolo: coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Quindi lo dice già nel primo articolo, premesso che tutte queste robe vanno rispettate, adesso dico si può parlare di autonomia? Il Ministro... Si figuri se noi siamo contro il fatto che i cittadini abbiano tutti lo stesso livello di prestazioni. Però è pur vero che questo poi non deve diventare l'alibi, perché come si dice, quando ti scotti con l'acqua calda hai paura anche di quella fredda. Noi siamo assolutamente disponibili, l'importante è che i tempi siano ravvicinati. Il nostro problema non è fissare il LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, piuttosto che i fabbisogni standard e i costi, l'importante si facciano. Ricordo che i LEP sono previsti dalla Costituzione e a tutt'oggi non sono mai stati fissati, i costi standard sono previsti dalla legge del 2009 e a tutt'oggi non sono stati fatti. Non è l'autonomia che ha sollevato questi problemi, sono problemi dello Stato che non ha mai affrontato. Nulla. No, guardate, non si butta via nulla, assolutamente no. Ringrazio il Ministro Stefani per il lavoro strepitoso fatto. Giustamente adesso il Ministro ha oggi nero su bianco la bozza d'intesa, così togliamo anche leggende metropolitane future sul fatto che il Veneto non ha consegnato o ha consegnato. Il Ministro è stato assolutamente felice anche di questa consegna, quindi c'è il testo nero su bianco che consegniamo a tutti voi e quindi lo vedranno anche i veneti. Ci sono delle modifiche sostanziali su determinati aspetti? No, guardi, noi abbiamo oggi la delegazione trattante ha incontrato il Ministro, è stato un bel incontro, fra l'altro anche con molto scambio di idee rispetto a tutti i temi costituzionali, e quindi sentite anche il professor Bertolissi piuttosto che gli altri due componenti della delegazione trattante, il professor Giovannardi e il professor Stevanato, che hanno parlato anche della norma finanziaria. Abbiamo parlato di perequazione, abbiamo parlato di compartecipazione, di premialità. Noi non stiamo lavorando, come diceva qualcuno, maldestramente per creare il paese di serie A e di serie B, non stiamo lavorando per la secessione dei ricchi, noi stiamo lavorando affinché l'autonomia diventi responsabilità. Guardate, io tifo, se dovessi fare una roadshow la faccio volentieri perché tutti chiedano l'autonomia. E Einaudi diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, la chiedano. L'aspetto fiscale? Ma guardi, il Ministro pone una questione, che è la questione di dire, bene, nel momento in cui ci sono garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, possiamo parlare con serenità dell'autonomia. Io dico, parliamo dei livelli essenziali delle prestazioni, facciamolo subito, in maniera tale che nel giro di poche settimane si parli di autonomia. Subito, dopo 30 anni? Sapete, dipende sempre dalla forza di volontà. Io sono andato al Ministero dell'Agricoltura e mi hanno detto che era impossibile risolvere il problema delle quote latte. Sono tornato a casa con 1 milione di quintali, un accordo con l'Europa, ho fatto una commissione di indagine e oggi, dopo 10 anni, ho anche ragione da un tribunale nazionale e da quello europeo che dice Zaia aveva ragione. Già questa mattina c'è stato uno scambio di idee con i nostri due uomini della delegazione trattante, con il professor Stevanato e il professor Giovannardi. Si è parlato appunto in maniera molto superficiale in un primo incontro della norma finanziaria che a tutt'oggi resta quella proposta dal Veneto della compartecipazione, spiegando anche che nell'extragettito la percentuale di compartecipazione sarà bassa, tutto quello che è in più in teoria dovrebbe servire allo Stato con questa premialità per aiutare chi è in difficoltà. Però guardate, se c'è volontà di andare avanti noi ci siamo, se c'è volontà di tirare il freno d'emergenza del treno in continuazione, le abbiamo già vissute tante volte queste esperienze e le affronteremo di giorno in giorno. Pronto a protestare perciò? Ma guardate, io direi oggi di abbandonare la comunicazione. È sempre il solito tema di dire andrete in piazza, farete la rivoluzione, poi io non posso neanche più citarla questa parola rivoluzione, devo ricordarmi di rivoluzione candiana, è tutto attaccato. No, a parte le battute, saremo pronti a andare a Roma ancora col tavolo, la nostra delegazione trattante è pronta, abbiamo chiesto al Ministro di confrontarci subito, la base di lavoro c'è,
ci daranno le loro controdeduzioni, e poi il tema dei LEP è un tema assolutamente... Noi non abbiamo mai posto questioni sui LEP, voi potete cercare tutte le dichiarazioni mie di tutti questi anni, non ho mai posto problemi. Il problema è il governo e lo Stato che non si è mai dato da fare per definire i LEP, che significa livelli essenziali delle prestazioni. Dopodiché sui LEP vi dico una roba, che se tu sei curato male dalla tua sanità, io devo garantirti il livello essenziale della prestazione, ma devo anche capire perché ti curano male, perché se scopro che avete il doppio dei primari, e non dico cose a caso, del Veneto e gli stessi abitanti del Veneto, vuol dire che qualcosa non funziona, ma non nella sanità, funziona in chi fa le scelte per sperperare e non curarti bene.